Giunti a San Giovanni Rotondo, con una navetta dell'area di sosta Coppa Cicuta, andiamo al santuario della Madonna delle Grazie e alla tomba del Santo, ammirando la monumentale chiesa progettata da Renzo Piano.
qui la casa sollievo della sofferenza. Raggiunta Gallipoli parcheggiamo al porto in compagnia di altri camperisti. Iniziamo la visita con il Castello Angioino. La fontana greca. Il santuario della Madonna del Canneto è di dimensioni modeste ed è collocato in prossimità del mare nel porto di Gallipoli. È costruito in pietra tufacea locale, in parte a faccia vista e in parte rivestito di intonaco. La pianta è a 3 navate. La chiesa del Santissimo Crocefisso sorge nel centro storico ed è sede dell'omonima confraternita. La contraddistinguono i colori squillanti esaltati dai riflessi del mare su cui si affaccia. All'interno ci accolgono un tripudio di immagini sacre, statue e dipinti di pregio. La chiesa di San Domenico al Rosario, ricostruita dal maestro d'arte Valerio Margoleo di Martano nel 1696, sorge sui resti di un edificio sacro da cui è possibile ammirare alcuni tesori architettonici. Internamente il complesso si presenta in forma ottagonale intervallato da volte in pietra decorate con una cura maniacale. Inoltre la chiesa dà spazio a ben 8 altari stile barocco, resi molto più particolari da alcune opere del pittore Giovanni Domenico Catalano, quali la Circoncisione di Gesù, la Vergine con il Bambino, i Santi Pietro Martire e Giovanni Evangelista, l'Annunciazione. La chiesa di Santa Maria della Purità fu edificata nel 1664 quale oratorio della Corporazione degli Scaricatori di Porto, al tempo del vescovo spagnolo Giovanni Montoya de Cardona. La facciata, a intonaco, è delimitata lateralmente da 2 lesene di carparo a vista che sono raccordate in alto da un cornicione, sul quale poggia un fastigio mistilineo con 2 pinnacoli laterali. Al centro 3 riquadri decorativi in maiolica raffiguranti la Madonna della Purità, San Giuseppe e San Francesco d'Assisi risalenti al XIX secolo. L'interno, a navata unica, è totalmente rivestito da dipinti. Sulle pareti laterali sono addossati gli stalli lignei preziosamente decorati. Il pavimento è in mattonelle maiolicate. Le tele del XVIII secolo che ricoprono l'interno della chiesa sono in gran parte opera del pittore Liborio Riccio da Muro. Sull'altare marmoreo è collocata la tela che raffigura la Madonna tra San Giuseppe e San Francesco d'Assisi di Luca Giordano. Della chiesa di San Francesco, la parte inferiore della facciata presenta un portico ad arco, mentre quella superiore è caratterizzata dal movimento tipico barocco che prevede la parte centrale concava contrapposta a 2 corpi aggettanti e sulla sommità ospita lo stemma dei francescani e l'epigrafe che indica l'anno di costruzione. 10 altari barocchi sono disposti lungo le pareti laterali della pianta cinquecentesca a 3 navate con paraste che scandiscono gli spazi.
All'interno della chiesa sono ospitati il presepe litico attribuito a Stefano da Putignano, la tavola San Francesco d'Assisi con angeli e donatori, attribuita dalla tradizione a Giovanni Antonio de Sacchis, pittore friulano diretto concorrente di Tiziano, l'Annunciazione del Catalano, il crocifisso ligneo e da un organo opera dei Gallipolini Pietro e Simone Kircher. La chiesa di Santa Maria degli Angeli è abbastanza piccola e presenta una singola navata. Al di sotto della volta a stelle sono però molte le opere d'arte custodite, a partire dall'organo realizzato nel Settecento da Giuseppe Corrado, totalmente in pietra e collocato nella cantoria. L'altare centrale è in marmo policromo e in pietra leccese, opera di Gian Domenico Catalano. Al di sopra c'è un bellissimo dipinto della Vergine del XVII secolo. L'altare è circondato dalle statue di San Giovanni Battista, San Giuseppe, Sant'Isidoro e Sant'Andrea. Nella chiesa ci sono anche altre statue ottocentesche in cartapesta, ossia la Madonna dell'Assunta in cielo, il Cristo morto e il crocifisso. C'è poi la struggente statua della Madonna Addolorata, tanto preziosa da essere custodita all'interno di una teca. Lungo le pareti si possono notare dei grandi dipinti che raffigurano la disputa del Cristo nel Tempio, le nozze di Cana e la moltiplicazione dei pesci. Con l'ausilio di un bus navetta, dal Camper Park fuori le mura, ci dirigiamo a Lecce, la città del barocco, e come prima attrazione ci imbattiamo nel castello Carlo V con l'adiacente fontana dell'Armonia. Attraversando i giardini pubblici, andiamo alla scoperta del convento dei Padri Celestini. Dell'Arco di Trionfo. Della Porta Napoli, vicina all'obelisco. In piazza Sant'Oronzo, la colonna con la statua del santo. L'anfiteatro romano. Il cimitero cittadino di Lecce. L'ex conservatorio di Sant'Anna. Il Palazzo Carafa e successivamente ripassiamo dal Palazzo dei Celestini. La piazzetta Giosuè Carducci. La Porta Rudie. E anche qui, le famose orecchiette. Nella centralissima via Umberto I, la Basilica di Santa Croce costituisce, insieme all'adiacente convento dei Celestini, un fondale scenografico di ineguagliabile bellezza, un tempo orgoglio artistico dei Padri Celestini ed ora insuperabile espressione del barocco leccese.
Una svettante cupola con lucenti maioliche bianche e verdi brilla ai margini della città storica. È quella della Chiesa del Carmine, una delle più belle chiese del primo Settecento, orgoglio religioso dei padri carmelitani e di Lecce, capitale del barocco. Incastonata tra le possenti mura dell'attiguo convento e un'armoniosa dimora, la chiesa esibisce su Piazzetta Tancredi la sua spettacolare facciata barocca, voluta così dalla forza creativa dell'architetto, nonché costruttore decoratore, Giuseppe Cino. L'interno è ad unica navata con breve transetto e profondo presbiterio. Ardito e originale, presenta un'insolita variazione della pianta a croce latina, in cui il progettista addolcisce il rigore geometrico dell'involucro murario, dando alle pareti interne della navata una morbida concavità, entro cui si dispongono ad ellisse le 6 cappelle. La copertura della navata ha un controsoffitto a lacunari lignei intagliati e dorati, mentre il presbiterio è coperto con volta lunettata. All'incrocio con il transetto si erge la cupola costolonata con lanterna, impostata su un tamburo circolare, che immette la luce nel tempio da 8 finestre. La facciata della Chiesa del Gesù, semplice ed austera, ha un'impostazione riferibile all'architettura classica, propria del barocco romano. L'interno, a croce latina, con un'unica aula vasta e luminosa e un transetto, interpreta appieno lo spirito della Controriforma, volta al coinvolgimento dei fedeli e a portare la loro attenzione sull'evento più importante, l'altare maggiore. Nonostante numerose opere d'arte siano andate disperse, epigrafi, statue, reliquie, la chiesa cela una singolare ricchezza decorativa. Preziosi gli altari, spettacolare l'altare maggiore, giganti quelli nel transetto, ricoperti a stucco quelli della navata, tutti arricchiti da capolavori pittorici e scultorei. L'esterno della chiesa del Rosario si presenta con 2 enormi colonne a spirale scanalate, completate da capitelli riccamente decorati, un gran portale sul quale si innalza un timpano con la statua di San Domenico e lo stemma dei Domenicani. La facciata è divisa da una imponente balaustra, al centro della quale vi è la statua della Vergine e sulla quale si innalzano enormi vasi di fiori, angeli, cavalli. All'interno una serie di 13 altari stracolmi di decorazioni barocche, con numerose nicchie contenenti statue di santi, grandi e piccole tele. L'altare maggiore presenta la seicentesca predicazione del Battista. Interessante il pulpito con scene dell'Apocalisse. Alla base dei pilastri sono scolpiti gli stemmi delle famiglie nobili leccesi che avevano contribuito all'erezione della chiesa. Nonostante la facciata della chiesa di Santa Teresa non sia stata mai terminata, nel complesso si presenta come un'opera architettonica artisticamente efficace e compiuta. Sulla destra della navata si trova l'altare dell'Immacolata, poi un altare impreziosito dalle tele realizzate nel Cinquecento da Dormitio e, infine,
l'altare del crocefisso con la raffigurazione dell'incoronazione della Vergine. Sul lato sinistro troviamo l'altare dei Santi Medici, l'altare con l'affresco di Santa Venera e quello di Santa Teresa. All'interno, sulla porta maggiore troneggia la gigantesca statua in cartapesta di Santo Ronzo. Dietro al coro sono custodite le tele con l'Annunciazione della Vergine e il riposo in Egitto. Sul mirabile palcoscenico di Piazza Duomo, un posto di primo piano occupa la cattedrale, che esibisce le sue facciate come un irremovibile baluardo di fede, che inneggia alla Vergine Assunta e sancisce il nuovo mito di Santo Ronzo, proclamato nel 1658 patrono della città. La facciata principale presenta le statue di santi nelle nicchie, San Pietro e San Paolo ai lati del portale, San Gennaro e San Ludovico di Tolosa in alto, mentre in quella laterale Santo Ronzo, assistito da due angeli, svetta al centro sopra la balaustra, con San Giusto e San Fortunato sono ai lati del fastoso portale. L'interno a croce latina si articola in 3 navate, scandite fino al transetto da imponenti pilastri. Sul controsoffitto ligneo sono incastonate le grandi tele raffiguranti Santo Ronzo e nel transetto quella raffigurante l'Ultima Cena. La chiesa di San Niccolò dei Greci, conosciuta anche come la Chiesa Greca, è un luogo di culto che si trova nel cuore del centro storico di Lecce. Questa chiesa è un vero e proprio gioiello architettonico e storico, che rispecchia la ricca storia e la diversità culturale della città. La chiesa di Santa Chiara fu riedificata tra il 1687 e il 1691 sull'area di una precedente struttura quattrocentesca. Capolavoro del barocco leccese, viene tradizionalmente attribuita al grande architetto e scultore leccese Giuseppe Cino sia per l'impianto architettonico sia per la decorazione. La splendida facciata barocca, lievemente convessa e priva di fastigio, richiama la planimetria ottagonale dell'interno che ospita, oltre alla imponente macchina dell'altare maggiore, 6 cappelle laterali con altrettanti altari barocchi con statue lignee di fabbrica napoletana. Degno di nota il controsoffitto in cartapesta del XVIII secolo. Un'intelaiatura lignea sorregge più di 300 moduli in cartapesta per una superficie di quasi 300 metri quadrati. Lavorarono all'importante opera, unica in Puglia, numerose botteghe posizionate nella vicina via che oggi porta il nome di Via Arte della Cartapesta. Volgendo lo sguardo verso l'alto, illuminate dalla luce delle grandi finestre, quasi a coronamento della decorazione, 4 figure dei fondatori dell'Ordine delle Clarisse, appartenenti alla stessa famiglia di Santa Chiara. La madre Ortolana, le sorelle Agnese e Beatrice e la nipote Amata, che condivisero con la santa la scelta della vita monastica e di povertà e insieme a lei sono oggi sepolte nella chiesa di Santa Chiara ad Assisi.
La chiesa di Sant'Irene rispecchia in tutta la sua sontuosa bellezza la devozione e il rispetto che i leccesi avevano per la loro santa protettrice. L'interno, a croce latina e ad una sola navata, si modula in modo molto più sobrio rispetto al prospetto esterno, presentando, per ogni lato 3 profonde cappelle, comunicanti tra loro, caratterizzate da volte ellittiche illuminate a luce naturale. La prima a destra, dedicata a San Carlo Borromeo, è abbondantemente decorata da colonne. Il secondo altare dell'Arcangelo Michele contiene una copia dipinta del famoso quadro del Santo. Lateralmente alla tela, tra le colonne corinzie fanno capolino. Le statue degli evangelisti e in alto volteggiano delicati angeli musicanti. Infine, la terza cappella accoglie un altare settecentesco votato alle anime del Purgatorio. L'altare maggiore si caratterizza per la presenza del dipinto intitolato Il trasporto dell'Arca Santa, magistrale capolavoro artistico. La chiesa di Santa Maria della Grazia è un edificio religioso di Lecce costruito in epoca barocca. Sorge nella centralissima piazza Sant'Oronzo, di fronte all'anfiteatro romano. L'interno, ad aula unica a croce latina, è ricoperto da un sontuoso soffitto in noce a lacunari, intagliati da Vespasiano Genuino da Gallipoli, il quale tra l'altro eseguì il pregevole crocifisso ligneo posto sull'altare del braccio destro del transetto. Da segnalare per la loro importanza artistica sono il trecentesco affresco della Vergine col Bambino, il cui rinvenimento diede luogo alla costruzione della chiesa, e le tele settecentesche dipinte dal leccese Oronzo Tiso, raffiguranti l'Assunta, l'adorazione dei pastori e l'Arcangelo Michele. Sovrasta l'altare maggiore la pala della presentazione della Beata Vergine Maria proveniente dal non più esistente convento di Santa Maria del Tempio. Le 2 acquasantiere all'ingresso sono in marmo di Verona e furono donate alla chiesa dal nobile teatino Francesco Paladini, del quale è raffigurato lo stemma di famiglia. Il prospetto della chiesa di Sant'Anna, semplice e lineare, a 2 ordini con un timpano triangolare, è opera di Giuseppe Zimbalo. L'interno della chiesa è a navata unica con un soffitto ligneo. Agli angoli del soffitto e sulla sommità delle 4 colonne dell'altare maggiore è collocato lo stemma dei committenti e sulle colonne anche il ritratto. Sulle pareti laterali sono collocate 5 cappelle e numerosi sono i dipinti. Ai lati dell'altare maggiore sono conservate le epigrafi elogiative dei fondatori e committenti del complesso, Bernardino Verardi e Teresa Paladini.